Una visita guidata alla mostra Carte a margine, un'esposizione delle opere vincitrici di 20 edizioni del Premio Fibrenus, organizzata in sinergia dall'Università Popolare di Sora e l'Officina della Cultura, per accompagnare i visitatori tra la bellezza e la tecnica dell'arte incisoria, avvicinandoli all'opera e facendoli cogliere il progetto dell'artista. L'evento è stato aperto da Manuela Cerqua, che da anni ormai collabora con Officina della Cultura ed è componente dell'Università Popolare di Sora. Siamo alla 37esima edizione del Premio Fibrenus, 20 edizioni nella formula di Carnello Carte ad Arte, quindi un premio internazionale di incisione che porta Sora nel mondo, perché gli artisti incisori che partecipano a questo premio ogni anno provengono davvero da tutto il mondo. Oggi siamo in chiusura della mostra appunto dedicata alla 20esima edizione, che espone quest'anno le 20 opere vincitrici di tutte le precedenti edizioni e quindi abbiamo inteso creare questo percorso emozionale che ci avvicina alle opere attraverso la tecnica, anche la spiegazione della tecnica con le quali sono realizzate. Quindi per l'occasione abbiamo due maestri incisori del nostro territorio che ci spiegheranno la tecnica in via teorica e poi ci accompagneranno man mano nel percorso ad entrare nell'opera, facendocene apprezzare quindi le caratteristiche dell'esecuzione. Io tengo molto a questo premio, collaboro con Officina della Cultura ormai da 10 anni, abbiamo fatto grandi cose insieme 10 anni fa e abbiamo iniziato un percorso. Il Premio Fibrenus per qualche anno è stato lontano dalla nostra città, quest'anno è finalmente tornato ad esporre qui a Sora e l'augurio è che una realtà così importante, che ha radici così profonde nel nostro territorio, possa continuare con l'appoggio delle istituzioni sicuramente e con la partecipazione di pubblici sempre più ampi. La mostra, allestita presso la sezione espositiva della Biblioteca Comunale di Sora, è stata l'occasione per accogliere i visitatori ed i giovani studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Sora attraverso l'arte che porta il nome del nostro territorio nel mondo, creando quei ponti ideali che permettono di trovare nella cultura un punto di incontro e di scambio. Questa mostra offre ai visitatori un ricollegamento con il nostro passato. Siamo stati una terra di grandi industrie cartarie che ha dato tantissimo benessere al nostro territorio e per territorio intendo tutta la media valle del Liri, e per la quale noi abbiamo voluto dare o dire un grazie riallacciandoci a questa produzione cartaria ma rinobilitandola con l'arte. Diciamo che questo è un momento importante nella storia di un'associazione che nel territorio si è sempre distinta nel tempo. Oggi, come dire, celebriamo un momento di amicizia e di collaborazione che vede noi, l'Università Popolare, assieme all'Officina della Cultura. Quello che colpisce della mostra, in cui sono raccolte appunto le opere premiate in questi 25 anni, è il valore esemplare che si ripete. Quindi ho notato attentamente la prima volta le provenienze degli artisti e quindi devo dire insomma che la cura con cui sono state scelte le opere è una testimonianza della sensibilità dell'Officina della Cultura. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle opere, due guide d'eccezione. Questa mostra, che è stata intitolata Carte a margine, è una mostra molto importante e anche molto bella da vedere, perché è una mostra che racconta i 19 anni del premio di incisione Carnello Carte ad Arte. È una mostra che si intitola Carte a margine, proprio a margine della manifestazione principale. Le opere sono degli artisti sia italiani che stranieri che negli anni hanno vinto il premio di incisione Carnello Carte ad Arte. Accompagnerò questa visita alla
la mostra per spiegare un po' le tecniche nello specifico, visto che sono presenti varie tecniche dell'incisione e un po' anche della storia dell'incisione europea e soprattutto quella italiana. Presenti all'evento anche la consigliera comunale Francesca Di Vito in rappresentanza del comune di Sora ed il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini. È un'associazione, l'Officina della Cultura, che ormai da tanti anni con tanti sacrifici porta avanti un progetto importante, e la cosa interessante è un progetto che raccoglie poi diversi comuni. Io dico sempre che ci insegnano a noi amministratori a come fare squadra. Noi ormai l'abbiamo a Isola da più di qualche anno, abbiamo fatto la premiazione, ma il fatto che possa essere a Sora, ad Arpino, è fondamentale, perché racconta la storia del nostro territorio, racconta qual è stata la nostra storia di industrie cartarie, con artisti che vengono da tutto il mondo ormai, e quindi è qualcosa che va rivalutato, e noi istituzioni non solo abbiamo il dovere di starci, ma abbiamo il dovere di supportare queste eccellenze del nostro territorio.